Questa trasmissione è offerta da Autofficina Zanin. Buonasera da Marco Angili, riparte F Motori, l'approfondimento sul motorsport in Friuli Venezia Giulia, la prima parte dedicata a Rally Piancavallo. Saremo collegati con Stefano Lovisa, il presidente della Knife Racing, parleremo della fase di avvicinamento a Rally Piancavallo, ricordo 1-2 di maggio. Poi la seconda parte dedicata all'enduro, avremo Tony Mori, il promoter dei campionati italiani di enduro, assieme a Franco Gualdi, coordinatore nazionale dell'enduro. Si parlerà ovviamente anche dell'appuntamento del 11 di aprile organizzato dal Motoclub Manzano, campionato italiano Under 23 Senior, e poi quello di fine settembre con gli assoluti d'Italia organizzati dal Motoclub Fanna. Una buona serata, siamo collegati con Stefano Lovisa, presidente della scuderia Knife Racing. Allora, ormai è ufficiale, 1-2 di maggio torna a Rally Piancavallo dopo il digiuno del 2020 che penso sia costato molto a voi appassionati ma a voi organizzatori. Adesso ormai siete già in una fase piena organizzativa per il Piancavallo 2021. Salutiamo, faccio una buona serata a Stefano Lovisa. Buonasera a tutti. Allora, ci siamo ormai in questa fase, ormai manca poco, fra un po' partiranno anche le iscrizioni, sarà veramente un Piancavallo che volete far ricordare a tutti. Ricordiamo, si parte con questa gara che fa parte dell'IRCK. Allora, come sta andando questa fase di preparazione, fase organizzativa, Stefano? Beh, diciamo che noi siamo abituati a lavorare in un certo modo, quindi le nostre idee, insomma, le stiamo portando avanti, tutta la coreografia e cartolonistica del caso, quindi stiamo lavorando su tutti i fronti. Beh, diciamo che ogni anno avete sempre regalato qualcosa di nuovo anche sotto l'aspetto delle immagini, perciò i tifosi, i piloti, i team si aspettano sempre qualcosa da voi. Difatti c'è già in campo nuove idee, quindi speriamo, insomma, di riuscire a migliorarci sempre di più. Ecco. Senti, Barcis in notturna, poi c'è la prova del rest. Sembra veramente di essere tornati in un Piancavallo di altri tempi. Rally perciò con prove speciali impegnative ma anche lunghe, 20 km, perciò un qualcosa di unico nel panorama rallistico, a mio avviso anche nazionale. Beh, insomma, quelle due prove lì sono prove storiche del Rally Piancavallo, quindi la Barcis Piancavallo l'abbiamo già fatta negli ultimi anni noi, l'abbiamo inserita come prova notturna perché, insomma, la prova notturna ha sempre il suo fascino, quindi una prova ci sta, ecco. Quanti chilometri? 21 chilometri mi sembra? La Barcis no, è qualcosa meno di 20 km. Però sempre un chilometraggio alto rispetto alle prove normali. Sì, e invece la prova del Monterey, insomma, dopo anni che non si percorreva più quella strada lì, era doveroso per un rally internazionale riproporla, e quindi anche quella lì è 21 km, insomma è una prova tosta, ecco. Tra l'altro possiamo definirla, come lo dice anche l'amico Enzo Cainero, un biliardo, perché è stata asfaltata in maniera perfetta. Direi che affrontarla per un rallista sia un qualcosa di unico, per il fascino che ha appunto la prova del rest. Sì, sicuramente è una prova molto tecnica e difficile. Se uno parte col piede giusto per fare il tempo su quella prova lì, ci sono 21 chilometri molto, come dicevo, impegnativi e insomma
Deve trovare anche il ritmo giusto in una gara così, perché non è facile, è incalzante. Poi la prova del rest è anche un misto, c'è di tutto, c'è la salita, la discesa, c'è lo stretto, c'è anche un tratto, ci sono più tratti veloci, perciò c'è veramente tutto. Tenere il ritmo giusto non sarà sicuramente facile per chi poi non ha esperienza con prove di questo genere. Sì, sicuramente dalla parte della Carnia c'è un po' di salita, un po' di discesa e poi inizia la salita fino sopra e poi bisogna amministrare la discesa perché non è da sottovalutare che insomma 21 km poi bisogna stare molto attenti a come si gestisce i freni e tutta l'auto. Insieme, te, ovviamente anche dall'esperienza che hai come navigatore. Ecco, Knife Ferris è una squadra che si muove con tanta passione e entusiasmo. Siete un gruppo che ormai da anni si è amalgamato molto bene. Io vedo un gruppo numeroso, un gruppo sembra quasi di altri tempi, quando si viveva il rally con una passione sfrenata, e voi lo state così facendo rivivere questo gruppo particolare. Sì, un gruppo che nel 2020 abbiamo passato le 100 persone e quindi siamo orgogliosi di questo perché insomma non è facile al giorno d'oggi avere persone al seguito e quindi bisogna essere contenti del lavoro fatto e siamo appagati di questo. Vuol dire che quello che facciamo è apprezzato anche dalla gente, insomma, che ci dà una mano. Certo, non dimentichiamo che comunque avete preso il testimone rilanciando in maniera importante il rally Piancavallo, e poi la scelta di cadere su RLC Cup, che è un challenge importante che porta vettura, piloti molto competitivi, tra l'altro un montepremi mi sembra di 240.000 euro, vuol dire anche appetibile nel suo insieme. Poi soprattutto per quelle che sono le gare, andiamo a dire, c'è il Piancavallo, c'è il rally del Taro a maggio, fine maggio, poi il Casentino 2-3 luglio, ad agosto c'è l'Appennino Reggiana e poi si chiude con il rally Città di Bassano il 22-23 di ottobre. Perciò voi siete dentro anche assieme a tanti rally che hanno un blasone importante. Sì, sicuramente siamo la prima gara e quindi speriamo che insomma la gente apprezzi questo e insomma, perché poi noi abbiamo anche il rally nazionale, il rally storico e quindi insomma non c'è solo l'internazionale, perciò no. si completa. Senti, però voi siete anche come un rally come il vostro, muovete l'economia, un volano per quanto riguarda appunto il territorio, perché create opportunità turistiche anche facendo muovere parecchie persone. Questo è importante e vi viene riconosciuto, immagino, anche dal territorio. Sì, il rally Piancavallo insomma porta tanta gente, quindi volevo anche dire una cosa, ringraziare le amministrazioni comunali che nel territorio ci hanno sempre dato una mano e quindi non abbiamo mai avuto nessun problema e questo è una cosa molto importante perché non è una cosa facile, perché avere il sostegno completo è una cosa ammirevole a mio avviso, perché il motorsport spesso non è visto in maniera positiva. Se il territorio vi dà una mano, le amministrazioni vi sostengono, questo è sicuramente un fattore positivo, Stefano. No, ma per quello volevo spendere 2 parole in più per loro, perché abbiamo sempre avuto carta bianca, quindi è una cosa importantissima per chi organizza, perché già ci sono problemi nell'organizzazione normale, se poi si trovano anche dei problemi legati alle strade o qualsiasi cosa, insomma diventa ancora più difficile. Ci sarà anche Paolo Diana, il re della derapata dei traversi al Piancavallo, perciò uno spettacolo nello spettacolo, possiamo dire. Sì, dicendo Paolo Diana uno non deve dire altro, ha già detto tutto e quindi il suo nome
è una garanzia, ecco. È una garanzia di spettacolo, di richiamo, certo. Senti, però tornando ai rally, tu ormai sei sicuramente un navigatore di esperienza. Lo scorso anno com'è andata? Qualche gara te la sei fatta? Immagino che per il 2021 vuoi recuperare con gli interessi. Sì, beh, l'anno scorso si è corso poco perché sappiamo tutto il motivo. Quest'anno speriamo vada meglio. Non è partita tanto bene perché dopo 9 anni non abbiamo partecipato al Race Day con la famiglia Chiesura. Beh, diciamo eravate Lovisa Chiesura, diciamo una coppia fiatatissima da sempre nel Race Day. Prima col padre, poi col figlio. Però insomma dai, c'è qualcosa in cantiere, adesso vedremo di concludere. Quest'anno è la 20ª mia licenza da navigatore, quindi insomma speriamo di concludere l'anno alla grande con belle partecipazioni. Sì. Stefano, io ti ringrazio di questa tua presenza, ricordiamo l'appuntamento 1-2 di maggio, ritorna il Rally Piancavallo, validità per l'IRC Cup, Rally internazionale, poi c'è il nazionale Rally storico, ce l'ha raccontato il presidente della Knife Racing Stefano Lovisa. Un buon lavoro a te, un buon lavoro a tutta la squadra del Knife Racing, ovviamente i tempi sono ideali perché sappiamo e ne siamo sicuri che l'1-2 sarà anche aperto al pubblico, ce l'auguriamo ma siamo sicuri che sia così, vero? Speriamo, dai. Noi siamo fiduciosi. Grazie Stefano. A tutti, grazie a voi. Diamo la buonasera a Tony Mori di Maxim, promoter dei campionati italiani di enduro, e Franco Gualdi, il coordinatore nazionale dell'enduro per la Federazione Motociclistica Italiana. Buonasera, ben ritrovati. Buonasera a voi. Buonasera. Dunque Tony, partiamo da un dato importante. Sono partiti i campionati italiani con gli assoluti d'Italia lo scorso fine settimana. Questo weekend ci sono gli Under 23 Senior. Un dato importante, l'enduro in salute, perché di iscritti ce n'è tantissimi, forse troppi in un periodo di Covid, però sono dei risultati confortanti Assolutamente sì, e naturalmente è un entusiasmo per noi dire che settimana scorsa c'erano 390 iscritti, ma soprattutto dire anche che nei 390 iscritti c'erano 30 stranieri in rappresentanza di 3 continenti diversi. Per cui io credo che il lavoro che ha fatto la federazione, in maniera particolare il Comitato Enduro, è stato un grande lavoro in questi anni, che ha fatto sì che è diventato un'esportazione di qualità quello che è il mondo dell'enduro. Per quanto riguarda la giornata di oggi, cioè quella del campionato italiano Under 23, abbiamo fermato le iscrizioni a 340 iscritti, ma ne abbiamo 25-30 che sono in lista d'attesa se per caso qualcuno non si presenta, per cui io credo che lo stato di salute sia veramente eccellente da questo punto di vista. Hai parlato prima di una partecipazione veramente massiccia di piloti esteri. Questo vuol dire anche essere apprezzati, sapere che il campionato italiano, gli assoluti d'Italia sono dei punti di riferimento per trovare anche un campionato competitivo in preparazione anche ovviamente alle gare iridate. Ma assolutamente sì, cioè, come dicevo, io credo che il lavoro che è stato fatto in questi anni dal comitato, dalla federazione, dal promotore, insomma, cioè, da tutti quanti insieme, ha fatto sì che la qualità italiana per l'organizzazione delle gare di enduro sia una qualità assolutamente elevata e assolutamente di qualità, per cui gli stranieri che si vogliono preparare bene, che vogliono fare delle gare in preparazione al mondiale, vengono a correre in Italia. Ecco, questa qui credo che sia il dato positivo dell'esperienza da vivere in Italia nel mondo dell'enduro. E quindi, insomma, assolutamente sì. Ecco Franco, in passato ci sono stati il Motoclub Carico, poi il Motoclub Sabbia d'Oro che hanno organizzato delle gare. Si volta pagine perché sono delle new entry, Motoclub Manzano all'esordio nei campionati italiani, poi ci sarà il Motoclub Fanna che ha già proposto il Major, perciò la nostra regione fa la doppietta in questo 2021. Sì,
Sì, infatti credo che sia una piacevole doppietta, no? Specialmente per il Friuli, perché come sappiamo è terra ricca ricca di passione, no? Per l'enduro. Poi ci sono stati dei campioni, ci sono ancora anche oggi dei campioni, ci sono dei giovani in emergenza, è stato fatto un bel lavoro negli anni, anche col mini enduro, eccetera. Per cui questa doppietta arriva, poi diciamolo chiaro, non è che le gare arrivano per caso, no? Che vediamo 2 gare al Friuli piuttosto che vengono date a comunque degli organizzatori che danno delle garanzie e che hanno organizzato delle gare comunque precedentemente, non sempre di campionato italiano, ma anche gare regionali, perché ci confrontiamo sempre, no? Con i comitati regionali per capire se le richieste delle gare hanno alle spalle un motoclub che abbia la passione di organizzare, attenzione perché la passione è importantissima, ed eccoci qua con 2 gare in un momento particolare. Manzano sappiamo come è andata l'anno scorso, quest'anno siamo ancora, a parte gli iscritti e a parte le gare che le stiamo facendo, ma siamo comunque inseguendo la normalità. Per cui, bene, dai, sono contento di queste 2 manifestazioni nel Friuli, perché, come hai detto, ci sono poi tanti amici, no? Tra virgolette il Carnico, Lignano e anche altri, dove abbiamo fatto gare. Io, essendo un po' vecchio, ricordo tantissime gare nel Friuli, che poi tra l'altro sono gare anche impegnative. Per cui ben vengano, e sono sicuro che faranno non bene, benissimo. Tony, non è facile in questi ultimi anni fare il promoter di un campionato, però c'è da dire che i risultati sono arrivati, la visibilità di uno sport che ha sempre bisogno di essere messo, a mio avviso, in copertina per quello che è la spettacolarità. Non è facile, lo dicevo, per te, ma come per altri promoter, però i risultati arrivano, o sbaglio? Assolutamente sì, guarda, noi non solo siamo riusciti, nonostante il periodo, nonostante l'anno che stiamo vivendo, insomma, che esce da una difficoltà non soltanto di pandemia ma anche economica, ma siamo riusciti a rinnovare con tutti i nostri sponsor e addirittura abbiamo trovato degli sponsor nuovi, per cui questo che cosa significa? Non significa che il promotore è bravo a vendere, ma significa che le aziende credono in questo sport e stanno dando la loro fideiussione morale perché questo sport continui e vada avanti. È arrivato Borilli come marchio main sponsor, e questo vuol dire di un'azienda così distante da noi aver creduto ed entrare in maniera importante nel mercato italiano scegliendo un campionato in piena salute. Assolutamente sì, ma cioè, con l'ingresso dell'azienda Borilli è un ingresso non soltanto di una ditta, ma è un ingresso di un'azienda che è del Brasile, quindi tutt'altro continente, che punta non soltanto all'Europa, ma in maniera particolare all'Italia, e quindi questo ovviamente rafforza. Non dobbiamo però dimenticare che lo sponsor primario che avevamo fino all'anno scorso, che abbiamo fatto 5 anni insieme, che era Maxis, era un'azienda coreana, per cui siamo passati dall'Asia al Brasile, e credo che questo qui conferma quello che dicevo prima, cioè la qualità del prodotto italiano, prodotto enduro intendo, e soprattutto la capacità di brand awareness, se lo vogliamo mettere in questi termini qui, di popolarità di marchio, è un veicolo trainante da questo punto di vista. Lo stesso discorso vale anche per tutti gli altri sponsor, perché comunque gli altri sponsor che ci sostengono durante tutto l'anno sono aziende comunque del settore, e avere il contributo delle aziende di settore vuol dire che le aziende di settore ci stanno credendo. Ecco, questo credo che sia la cosa principale. Franco, importante anche l'attività di base, che parte dal mini enduro per avere un futuro. Questo forse è un po' più problematico in questo periodo Covid. Beh, chiaramente tutte le attività, specialmente, permettetemi la definizione minore, ma minore intendo dire proprio quella di base, che è minore come concetto, ma è basilare, cioè senza l'attività di
del mini enduro, ma anche delle gare regionali, non staremmo parlando adesso di Murilli, di Asia e di America Latina, per cui l'attività regionale deve essere, secondo me, il primo obiettivo della federazione, perché le gare nazionali, come ha detto Tony, c'è la federazione, c'è il comitato, c'è il promotore e le cose si fanno a un livello, secondo me, ottimale. Mentre invece le difficoltà sono proprio sulla base, che però vediamo, come ho già detto, negli ultimi anni si è invertita la rotta e sia la federazione sia i comitati regionali stanno lavorando tantissimo, chi più, chi meno, sui giovani, sul mini enduro. Tra l'altro proprio adesso sta partendo anche un progetto per andare direttamente nelle regioni, proprio per, non dico per insegnare perché nessuno ha bisogno di ricevere insegnamenti, ma per condividere questa linea che bisogna partire non solo dal mini enduro ma dall'attività regionale. Anche l'amatore regionale è importantissimo, cioè non deve essere solo un mini enduro, ma tutta l'attività regionale è di primaria importanza, per cui dobbiamo lasciare il giusto spazio alle regioni. Tony, non è neanche facile poter proporre anno dopo anno un format. Immagino ci sia da sempre l'idea di aggiungere un qualcosina di nuovo, sia per quanto riguarda l'attrattività dei piloti, ma anche del pubblico. Questo lo hanno fatto nel mondiale, piano piano avete modificato anche voi, ma non è certamente facile trovare anche delle idee, un format nuovo, chiaramente in armonia con quelle che sono i dettami di uno sport come l'enduro. Ma guarda, io credo che lo sport dell'enduro sia un work in progress, vuol dire, no? Cioè, le idee non vanno cercate, ma va migliorato quello che c'è da migliorare, voglio dire. Quindi non credo che noi dobbiamo fare gli inventori, dobbiamo semplicemente finalizzare al meglio quello che magari secondo noi prende una piega che non è più ottimale. Quindi secondo me non c'è da progettare. L'endurista in senso generale è un poliedrico, per cui si adatta tranquillamente a tutte quelle, come si può dire, quelle situazioni e quelle attività che lo rende protagonista e soprattutto il fatto di partecipare a questo tipo di manifestazioni, no? O a questo tipo di mondo. Ecco, quindi tutte queste cose che vengono fatte non vengono fatte per invenzione, ma vengono fatte per miglioria. Franco, non è partito benissimo per i piloti italiani a livello di risultati gli assoluti d'Italia. Purtroppo ci si aspettava un qualcosina di più. È chiaro, c'erano piloti di valore esteri che hanno fatto un po', si sono resi protagonisti delle prime posizioni di classifica, però forse non sono partiti bene i nostri, dico bene. E purtroppo hai toccato un argomento che magari era meglio non toccare, in quanto, ma per davvero, dopo la gara, non dimentichiamo che hanno fatto a Brescia una gara di campionato italiano organizzata come un mondiale, ma un mondiale di quelli fatti bene. E purtroppo l'unica fetta che non mi ha soddisfatto, ma vedo che non ha soddisfatto neanche voi, è il risultato dei piloti italiani. E questo è abbastanza... Facciamo fatica, il settore tecnico della federazione fa fatica a capire il perché, in quanto siamo l'unica federazione che comunque segue anche i piloti. I team del mondiale, i principali team sono italiani e danno una mano a questi piloti, li prendono anche quando non sono dei campioni, ma solo dei probabili campioni. Cioè hanno tutto e poi si arriva a un certo punto che mi si fermano e non c'è questo risultato che noi tutti ci aspettiamo. Diciamo che i nostri campioni, dal mio punto di vista, cioè mi dispiace dirlo, però secondo me vanno più forte del risultato, sono capaci di andare più forte. Non lo so perché c'è stata un po' questa delusione che è palpabile, no? Cioè non sono andati come secondo me sanno andare. Vado a ringraziare Tony Mori, il promoter dei campionati italiani di enduro come Maxim, e grazie anche a Franco Gualdi, il coordinatore enduro per la Federazione Motociclistica Italiana. Un buon lavoro, siamo appena partiti con i campionati e i risultati già dall'inizio sono ottimi, perciò ancora un buon lavoro, una buona stagione ad entrambi.
Sì, mi permette di dare Certo. in bocca al lupo al nuovo presidente, se lo possiamo chiamare nuovo, no? Mario Volpe, per questa elezione e soprattutto per il lavoro che dovrà fare nei prossimi 4 anni. In Friuli ci siamo sempre venuti, veniamo con 2 gare importantissime quest'anno, ma io spero che il Friuli ci ospiti anche nei prossimi anni, per cui, caro Presidente, tieni presente questa cosa qui perché ci teniamo. Ce lo auguriamo tutti. Questa trasmissione è stata offerta da Autofficina Zanin,